Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta napoletana, ovvero il riso e verza. Si tratta di una minestra invernale molto povera perché come vedete è fatta da pochissimi ingredienti, ma è davvero gustosa perché la verza cuocendo a lungo sviluppa un gusto davvero particolare, molto dolce e molto buono. Come vi dicevo, gli ingredienti sono davvero pochi. Il primo ovviamente è la verza, il cavolo verza. Potete utilizzare quello che preferite. A me piace molto la verza riccia, ma va benissimo anche la verza normale o il cavolo cappuccio. La verza deve essere pulita, lavata ovviamente e tagliata a pezzetti, a fettine molto molto sottili. Più sottili sono, meno dovrà cuocere. Ora, questo è un piatto di riciclo, è un piatto povero, quindi chiaramente della verza non si buttava nulla, neanche le foglie più dure. Voi potete scegliere se utilizzare anche le foglie esterne e allungare un po' i tempi di cottura o se toglierne qualcuna e utilizzare le foglie un pochino più tenere. In questo modo i tempi di cottura si ridurranno leggermente. Una volta tritata la verza dovete soltanto pulire e tritare una cipolla. Va bene qualunque cipolla, io ho utilizzato una cipolla di tropea fresca, ma potete usare anche una cipolla bianca o una cipolla dorata. Rosolate la cipolla in olio extravergine di oliva, non moltissimo, però non lesinate, e aggiungete sempre un goccettino d'acqua, in questo modo la cipolla stuferà senza bruciare, senza poi dare al piatto quel gusto leggermente amaro. Quando la cipolla si sarà ammorbidita, sarà diventata traslucida, aggiungete semplicemente la verza tritata. Rosolatela un pochettino nell'olio caldo con la cipolla e poi potete aggiungere o un brodo vegetale leggero fatto con carota, sedano, cipolla, insomma il classico brodo vegetale, o dell'acqua semplice. L'importante è che siano calde in maniera da iniziare già la cottura. La verza deve cuocere fino a che non diventerà tenera, iniziando a sfaldarsi. In sostanza dovrebbe risultare anche leggermente cremosa. Per fare questo avrete bisogno di tempo, ovviamente, un'ora, un'ora e mezza, anche 2 ore se avete messo le foglie più esterne della verza. Mi raccomando, non anticipate troppo i tempi di cottura, lasciate cuocere la verza perché altrimenti il risultato non sarà ottimale, resterà slegata, diciamo. Il segreto per una minestra di riso e verza ancora più gustoso è quello di mettere una scorza, anche due, di parmigiano reggiano all'interno della minestra, circa a metà cottura. La scorza deve essere ben grattata per rimuovere eventuali impurità e durante la cottura accederà alla minestra tutto il suo gusto, quel gusto particolare tipico del parmigiano reggiano che contiene l'umami, ovvero una sensazione sapida ma naturale, non grassa, non industriale. Una volta che la verza sarà tenera, non vi resta che aggiungere il riso. Io vi suggerisco un carnaroli o un velone nano, ma va bene anche un riso da minestra. Ed ecco qua, è tutto pronto. Pepe nero, olio extravergine di oliva, la ricetta è sul sito, seguitemi su YouTube e buon appetito. Ciao a tutti!